Combattere il Covid-19 con una campagna di vaccinazioni mondiale immediata e prevenire la prossima pandemia. Sono le due importanti direttive emerse durante il Global Summit di Roma presieduto da Mario Draghi e Ursula von der Leyen, che ha riunito, molti virtualmente, i leader del G20 per affrontare il tema della vaccinazione globale, la distribuzione dei vaccini nei paesi più poveri, la discussione di condividere brevetti e la loro produzione. Vaccinare tutti ovunque adesso, il leitmotiv ripetuto a chiare lettere dai padroni di casa e da molti ospiti, con la massima urgenza per ridurre il gap e rimediare alle ingiustizie dei momenti più difficili della pandemia. Sospendiamo i brevetti è la proposta del premier italiano favorevole ad una misura mirata, limitata nel tempo e che non metta a repentaglio l'incentivo ad innovare per le aziende farmaceutiche. Un'idea lanciata dal presidente americano Joe Biden, sostenuta dal francese Macron e inserita nella dichiarazione di Roma con un forte richiamo alla volontarietà delle licenze da parte delle aziende che producono vaccini. E proprio nel corso del dibattito sui brevetti a sorpresa arriva l'impegno delle tre grandi case farmaceutiche americane, Pfizer, Moderna e Johnson Johnson, a mettere a disposizione 3,5 miliardi di dosi per i paesi poveri per il biennio 2021-2022. Non si tratta di donazioni ma della vendita a prezzo di costo agli stati a basso reddito e a prezzo ridotto a quelli a medio reddito. A donare ai paesi in via di sviluppo sarà invece l'Unione Europea con 100 milioni di dosi entro il 2021, in particolare verso il continente africano. L'Italia farà la sua parte impegnandosi a produrre vaccini proprio con il contributo di aziende farmaceutiche italiane.